in macchina, Franz è andato su dal dentista e deve essere anche già entrato, credo, in ambulatorio. Vabbè, io nel frattempo vorrei andare al Tigotà. Ha riniziato a piovere, a pioviginare, dai. Vado a farmi il giro a Tigotà. In realtà non so cosa prendere, nel senso, devo prendere la tinta per i capelli e poi altro non lo so. Perché all'Aldi abbiamo preso... mi servirebbero detersivi, però allora lì è meglio l'Eurospin, mi piace di più. Di solito andiamo a fare spesa dopo che Franz è stato dal dentista. Quest'oggi abbiamo fatto il contrario. Prima la spesa più grossa, poi il dentista. Perché se no viene tardi ogni volta. Può essere che andremo a mangiare all'Old Wild West, però essendo sabato mi sa che ci sarà parecchio casino. Di solito il sabato poi ci sono tanti bambini, c'è tanta confusione. Momento Old Wild West questa sera, come ormai da tradizione quando veniamo a Belluno. Domenica mattina. Allora, ieri a Tigotà, allora avevo speso 19,86 €, avevo comprato, vi faccio vedere, questo, il Nidra, ma non ho preso il classico, ho preso quello addolcente, latte di fico e aloe. Il profumo è buono. È anche più buono di quello classico. Io ho comprato questo, era 2 euro e qualcosa, 2 euro e... ce l'ho qua, 2,49 €. È un buonissimo profumo, sono stufa di quello che sto usando, perché sto usando quello da una vita. E quindi ho deciso di cambiare un attimo profumo. Ho preso questo antigiallo, che avevo già utilizzato, ma siccome non mi ricordo come era andata a finire, e non ho voglia di andare a cercare il video, ho detto prendo l'antigiallo che mi toglie un po' di giallo dai capelli. Per il resto ho detto non faccio tinte particolari. Le ciunghe, le chewing gum e lo struccante acqua di rose, quello per pelli sensibili, che ce l'ho già di là, e questa borsa termica, 3,99 €. Questa qua non so per quando, ma anche per il lavoro magari, non lo so, per portarmi qualcosa di fresco per merenda, che ne so io. È piccolina, ma mi piace proprio tanto come è fatta. Ci sta giusto il ghiaccio, sapete quelle cose di ghiaccio che si tengono in congelatore? Ecco, quelle tavolette, ecco. Ci sta giusto la tavoletta sotto, in mezzo ci metti qualcosa, sopra ce ne metti un'altra, ma anche quando si va in gita da qualche parte. È piccola, lo so, però secondo me questa sarà molto utile. E poi mi piaceva perché era rosa. Bellina, dai. Questa è utile, se è un acquisto potevo evitare di fare, ma insomma comunque è utile, non va male. E basta. Borsetta vuota, 10 centesimi. Qui invece c'è roba, dobbiamo ancora andare in colorificio in realtà. Devo anche rifare le unghie perché 2 sono saltate, una e una 2, le corna. Allora, questo è all'emisfero, 15,10 €. Allora, un po' di questi, i teli per coprire, i teli, sta roba sottile dai, per coprire, costavano meno questi qua da 4 metri per 5 metri rispetto a questi 2,5 per 4. Questa cosa non l'ho capita. Questi qua 2 euro, questi 1 euro l'uno. Li abbiamo presi lo stesso, però cioè una fregatura in sostanza, bisogna sempre guardare tutto. Poi ce n'erano altri molto più grandi, quindi costavano chiaramente di più, ma questi erano nel reparto dove ci sono tutte le offerte a 1-2 euro. Ecco. Poi ho preso questa, perché io sta spugna magica ne sento parlare ovunque. L'ho presa, non è l'originale, è una un po' così, non mi interessa, l'ho presa. Poi un nastro di carta, questo qua più largo, e 2 più stretti. Anche questi sinceramente costavano anche troppo per la quantità di nastro, però alla fine ero là, preso là.
E poi una scatoletta di stucco, e c'è da sistemare il muro di là perché è rotto, proprio è rotto, quindi bisogna sistemare, e volevo togliere dei chiodi e mettere un po' di stucco e sistemare un po' il tutto, quindi ho preso anche questo. La spatola però non l'abbiamo trovata quella più adatta, ce n'era una ma non andava bene, ne serviva una più larga, non c'era e non avevamo tempo di girare da altre parti, quindi intanto questi sono gli acquisti per imbiancare, ma ne faremo altri perché comunque non basta questa roba e basta. Questi sono i miei acquisti extra al cibo. Il montalatte è ancora lì che aspetta, sono le 11:30, io devo ancora far colazione perché questa notte ho dormito ben quasi 12 ore. Ecco, quindi la domenica vorrei fare tante cose, vorrei andare ovunque, poi alla fine mi ritrovo a stare a casa a dormire perché la stanchezza è troppa e andare in giro da qualche parte sarebbe troppo, cioè sarebbe ancora più stancante, si accumula stanchezza su stanchezza e non vai più avanti e quindi ho deciso di dormire oggi. Ciao Peppe. Ciao Pippo. Come sei spatasciato in questa cuccia? Senti che calore che c'è qua dentro. Comodo, eh? Sì, dai. Pepe? Proprio qui. Ciao. Avete fatto un po' di casino qua, eh? E guarda là Pelacchio lì sul divano. Guarda qua, guarda. Questo non è mio. Chi l'ha messo lì? Chi l'ha messo lì quel pelo? È del tuo colore, sai? Quello, sì. È del tuo colore. È andato lì da solo, vero? Certo. Chiaramente il pelo è andato lì da solo. Cioè, che gatto. Ciao. Che bella quella cuccia. Ti piace, eh? Ciao. Sì, sì. Aspetta che ho lo zoom, Peppe. Sei un po' troppo zoomato. Ma guarda che bello che è Pippi. Mamma mia, che comodità. Quella cuccia è proprio comoda. Che acquisto che ho fatto. Prima non la calcolavano neanche, tipo un mese senza guardarla e poi adesso ci vanno dentro, fanno a gara. Ma guarda che bello. Pippo. Mamma, guarda come sei bello. Questa sì è una cuccia bella. Sì. Vedi il zampino? Bello. Pepe. Pepe. Ciao. Comunque questa sarà una settimana molto uggiosa e vabbè, allenata anche quest'oggi. Mi siedo un secondo. Mi sono allenata, oggi ho fatto 4 record, chilometro più veloce, la corsa più lunga e non mi ricordo gli altri due, questi due di sicuro. Ho fatto 8 km e 7 in 40 minuti. Io non so se sia bene o male, considerando che sono chilometri fatti su tapirulan in casa. Io non credo di essere in grado di fare tutta questa strada di fuori, correndo. Non credo. Comunque, devo provarci prima o poi, È che qui sono in piano veramente, di fuori è un falso piano, quindi si fa molta più fatica. E comunque devo fare un tratto camminando per riscaldare le gambe e poi correre, come faccio qua alla fine. Comunque sono molto soddisfatta, sono ormai le 5 di pomeriggio, il mio allenamento è andato bene e ho deciso però che mi faccio la doccia stasera. Adesso mi mangio un budino, no, yogurt proteico che ho qua, l'avevo portato al lavoro, ma al lavoro non l'ho mangiato e quindi me lo mangio qua adesso, che sinceramente ha anche più senso adesso, visto che mi sono appena allenata. Allora, oggi ho fatto un cambiamento, nel senso che mi sono allenata con la musica. Ho fatto un pezzo di allenamento guardando video. Però poi ho detto, sai cosa c'è? Provo a cambiare sistema, perché guardando video
è pesante correre su tapis roulant perché comunque non è come essere di fuori, no? E guardando video non mi passa il tempo. E allora ho detto, sai cosa c'è? Cerco delle playlist su YouTube per correre. E infatti sono riuscita a finire tranquillamente l'allenamento, tant'è che ho guardato l'app per vedere se l'avevo finito, era finito effettivamente. Io sono andata avanti, sono andata avanti ancora per fare gli 8 km, però l'avevo finito e bello. Mi è passato molto di più il tempo ascoltando la musica, anche perché quando avevo i 2 minuti di corsa e poi 2 minuti di riposo. Nei 2 minuti di riposo andavo a ritmo della musica che comunque era abbastanza sostenuto e quindi wow, wow. Sì, quelle playlist che ho trovato non erano proprio adatte per la corsa, erano più per la camminata veloce. Me ne sono fatta andare bene lo stesso, però insomma dai. Sono contenta e sto usando questi pantaloni, sono dei leggings del Lidl che avevo preso forse l'anno scorso, 2 anni fa, non lo so. Li sto trovando molto comodi per correre perché le cosce non sfregano tra di loro e comunque sostengono bene la ciccia, cioè non sballonzola tanto perché fa male, dà fastidio, eh. Aggiornati su questo discorso allenamento, io adesso mi vesto e vado a fare merenda. Mangio lo yogurt qui e poi vado su dai miei e mi bevo un po' di caffè latte. Questi due dormono? No, Pepe non dorme. Non sta dormendo, Buzz. Ehi, Buzz. Ciao. Bello. È bello. Mimì? Neanche Mimì non dorme. Buongiorno. I due dormigliotti. Ma guardate come siete bellini nelle vostre cusse. Molto belli. Pippo e Pepe di qua. Ma sono stata io a toccarti. No, non è convinto.